Buongiorno, le principali notizie. A Scordia, rabbia e dolore per la tragedia sul lavoro, costata la vita a un imprenditore edile precipitato da un balcone. I sindacati tornano a chiedere più controlli nei cantieri. Rapina in trasferta a Torino, arrestata la banda di Palermo, 5 in manette viaggiavano dal capoluogo verso il Piemonte per svaligiare banche. Il ministro Urso a riposto conferma gli investimenti miliardari per il rilancio di ST Microelectronics. È iniziato il ponte di Pasqua e a Catania fa il pieno di turisti, sold out, le strutture ricettive, in aumento i passeggeri anche in aeroporto, la Villa Bellini torna la caccia alle uova per i bambini. A Catania oggi consegnato il boschetto della Playa, ripristinati i giochi d'acqua del laghetto, allestiti tavoli da picnic. Al Teatro Stabile di Catania inaugurata la mostra dedicata a Giuseppe Fava, sono un uomo di teatro fino al 29 aprile. Calcio, il Catania gode di 2 giorni di riposo, da lunedì tornerà a lavorare in vista del match di Potenza, partita decisiva in chiave salvezza per il Messina a Foggia, mentre il Trapani si gioca le ultime chance per i play-off in casa del Benevento. Buongiorno, eccoci. E dunque a Scordia, rabbia e dolore per la tragedia sul lavoro dove ha perso la vita un imprenditore edile precipitato da un balcone. I sindacati tornano a chiedere più controlli nei cantieri. Emanuela Corsi. A Scordia la comunità si stringe nel dolore per l'ennesima tragedia sul lavoro nella quale questa volta a perdere la vita è un imprenditore edile. Nunzio Mazzone, di 65 anni, è deceduto dopo essere caduto dal secondo piano di una villetta mentre eseguiva dei lavori di ristrutturazione in contrada Petraro. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo si trovava sul balcone, privo di ringhiera, ha perso l'equilibrio per cause ancora da accertare ed è precipitato da un'altezza di circa 6 metri. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e l'elisoccorso del 118. Mazzone però sarebbe morto prima di essere portato a bordo del velivolo. La procura di Caltagirone ha disposto il sequestro del cantiere in attesa di decidere se verrà eseguita l'autopsia sul corpo dell'imprenditore. Oltre al cordoglio, i sindacati esprimono rabbia e indignazione per questa ennesima tragedia. Ancora una volta un'altra vittima nei luoghi di lavoro. Questa volta è un imprenditore di Scordia, ma non cambia, non si può morire per portare a casa un pezzo di pane. Quest'anno CGIL e CISL-UIL anche in Sicilia faranno il 1° maggio all'insegna della sicurezza dei luoghi di lavoro, per dire basta alle morti sul lavoro. Le istituzioni devono intervenire. Non è possibile che in provincia di Catania l'ufficio provinciale del lavoro vada avanti con pochissimi ispettori. Sta scoppiando di fatto l'ufficio, non riuscendo a coprire i cantieri, che sono tantissimi. La sicurezza sul lavoro e la salute saranno i temi al centro delle celebrazioni del 1° maggio, con 3 manifestazioni dei sindacati che si svolgeranno in contemporanea in 3 luoghi simbolici del paese: Roma, Prato e Casteldaccia in Sicilia. Nel comune del Palermitano, ricordiamo, lo scorso anno 5 operai di una ditta in subappalto dell'AMAP hanno perso la vita durante i lavori ad un impianto fognario. Rapina in trasferta a Torino, arrestata la cosiddetta banda di Palermo, 5 in manette viaggiavano da Palermo verso il Piemonte per svaligiare banche. Marco Gullà. In trasferta a Torino non per visitare la Mole Antonelliano o vedere una partita della Juventus, bensì per rapinare banche. 5 palermitani in trasferta sono stati arrestati dalla compagnia dei carabinieri di Piazza Verdi, la cosiddetta banda di Palermo. Tra i mesi di febbraio e marzo 2024 avrebbe commesso 2 rapine ai danni di filiali bancarie a Osasio e Moncalieri, con un bottino complessivo di oltre 110.000 euro in contanti. Per risalire la banda sono stati analizzati i filmati di videosorveglianza delle banche e dei comuni che stiamo vedendo in queste immagini. Eccoli mentre arraffano i soldi e li conservano in un borsone. Le indagini dei carabinieri hanno accertato che i 5 viaggiavano separati per non destare sospetti e soggiornavano a Torino. Usavano auto rubate con targhe contraffatte e dopo le rapine si sono fermati a Torino, giusto il tempo di spartirsi il bottino che peraltro è stato per la maggior parte recuperato dagli investigatori nel corso delle indagini. E poi tornavano in Sicilia a bordo di un'altra auto non riconducibile a nessuno di loro. Oggi sono scattate le manette. Il ministro Urso a riposto conferma gli investimenti miliardari per il rilancio di ST Microelectronics e elogia i risultati di Giorgia Meloni negli Stati Uniti. Sentiamo Luca Ciliberti.
Il ministro per le imprese Adolfo Urso ribadisce l'impegno del governo su ST Microelectronics garantendo un investimento di 5 miliardi di euro, ma l'obiettivo del ministro è anche quello di rilanciare altre sedi nazionali. Nei prossimi giorni potremo concludere questa fase e questo garantirebbe l'investimento così importante e significativo di oltre 5 miliardi di euro nello stabilimento di Catania, che così si avvia ad essere lo stabilimento più importante e significativo a ciclo integrato dell'intera multinazionale e il più significativo certamente nel continente europeo. Urso, ieri in visita privata nello stabilimento Dolphin di Riposto, ha sottolineato che l'Europa adesso deve comunque fare la sua parte sburocratizzando molti processi che impediscono alle imprese di operare in modo concorrenziale nel mercato internazionale. Per questo il governo italiano ha chiesto alla Commissione europea di creare le condizioni per attrarre e incentivare gli investimenti produttivi in Europa e quindi zero burocrazia in Europa, uno shock di semplificazioni che è possibile inserire già oggi nel pacchetto Omnibus. Il ministro ribadisce il risultato della missione di Giorgia Meloni negli Stati Uniti perché per molte aziende quello rappresenta il primo mercato dell'export. Oggi nuova puntata dell'approfondimento Il Punto, in studio con noi Luca Ciliberti. Sentivamo nel tuo servizio che c'è il ministro Urso, insomma, che ha dato anche buone notizie e comunque insomma l'attualità. L'attualità, parleremo anche di queste missioni di Giorgia Meloni negli Stati Uniti, delle parole che ha ricevuto il nostro Presidente del Consiglio dal vicepresidente J.D. Vance a Roma, e quindi, insomma, questa è l'attualità politica. Ovviamente la declineremo come facciamo sempre, la guarderemo con la lente di ingrandimento della Sicilia per vedere che cosa succede e in prospettiva cosa succederà in Sicilia anche in base a questi accordi, ma non solo. Oggi abbiamo un focus particolare sui costi dell'energia elettrica, che in Sicilia, lo sanno in pochi, è sempre la più alta d'Italia, almeno dal 2013. Questo è un nostro studio che vi proporremo oggi, uno studio in esclusiva che vi farà capire, insomma, che spesso il racconto fatto, diciamo, dalla politica o dalle istituzioni che ci dicono che i dazi, le guerre, insomma i conflitti diciamo, sono le cause di questi momenti, molto spesso non è così. State collegati con noi, oggi ci sarà Barbara Floridia del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Castiglione di Forza Italia, Daphne Musolino di Italia Viva, Ruggero Razza, poi tantissimi giornalisti, quindi insomma come sempre puntata ricchissima dopo il telegiornale. Come sempre. Grazie e buon lavoro a Luca Ciliberti. Dunque alle 14.30 subito dopo il nostro telegiornale un'altra puntata. Andiamo avanti invece con la nostra scaletta. Ieri sera la processione del Cristo morto a Catania, un momento molto sentito nella settimana santa dalla comunità religiosa. L'arcivescovo di Catania ha rivolto il suo pensiero alle vittime delle guerre. Sentiamo il servizio. Chiodi da schiodare, speranze da donare. La processione del Venerdì Santo è l'occasione per ricordare le guerre, quella a Gaza, quella in Ucraina e le torture dei regimi dittatoriali. L'arcivescovo di Catania spiega la figura di Cristo in questi tempi bui e si sofferma sui problemi di una città che cerca il riscatto. Anche noi possiamo togliere dei chiodi, dice Renna, davanti al chiodo sacro, la reliquia conservata a Catania dal 1300. Riparare ancora ai tanti mali della nostra Catania e donare speranza. L'ultimo sopruso è quello fatto a una città che non vuole essere confusa con chi sperpera nelle scommesse per le corse dei cavalli. Cristo inchiodato alla croce non tanto dai chiodi ma dal suo amore per l'umanità, e ci chiede in fondo di togliere le croci a Lui e a tanta umanità sofferente, quindi è un dono e allo stesso un compito, un richiamo grande ancora alla carità. In processione vengono portati a spalla il simulacro del Cristo morto con la Madonna Addolorata. Vi partecipano in un clima di grande raccoglimento i gruppi parrocchiali, le confraternite, le associazioni agatine, le autorità civili, religiose e militari. Il percorso è scandito da momenti di meditazione e preghiera. E mentre il Sabato Santo è giorno di silenzio e di attesa, nella notte di Pasqua noi raccoglieremo il frutto della croce. Stasera la grande veglia. I nostri santi martiri, soprattutto Agata, Lucia, i santi dei primi secoli, sono stati battezzati nella veglia pasquale come si usava nei primi secoli, e da lì hanno attinto forza per la loro fede e la loro testimonianza. Quindi invito davvero tutti a partecipare alla veglia, la grande veglia di Pasqua.
Non solo un momento religioso, la Pasqua è anche un'occasione per le vacanze, infatti è iniziato il ponte e Catania fa il pieno di turisti, sold out, le strutture ricettive, in aumento i transiti anche nell'aeroporto ed il sindaco trantino punta proprio sulla cultura. Sentiamo Tonino De Mana. Nonostante il caro voli, Catania si prepara alle festività pasquali con le strutture ricettive pressoché sold out e il trend in crescita vale anche per i ponti di fine settimana del 25 aprile e del 1 maggio. Dalle prime stime si prevede un incremento del 15% di prenotazioni rispetto allo scorso anno, un aumento che si registra anche per i transiti dell'aeroporto Vincenzo Bellini e registrato da gran parte dei motori di ricerca dei voli, posizionando lo scalo etneo tra le prime 10 mete a livello internazionale. Catania, che si candida Città della Cultura 2028, punta tutto sul turismo e sui pezzi pregiati. Da San Nicolò l'Arena all'anfiteatro romano di Piazza Sesicoro, riaperto lo scorso anno e ora gestito dal comune con un numero di italiani distaccati che cresce di giorno in giorno. Anche per sostenere questa tendenza all'aumento delle presenze dei visitatori, il sindaco Enrico Trantino ha disposto che i musei culturali di competenza del comune siano aperti anche nei giorni festivi per accogliere senza soluzione di continuità i flussi turistici attratti dalle ricchezze artistiche di Catania. Lo stesso Trantino, che ha deciso di mantenere per sé le deleghe della cultura e del turismo, ha reso noto che a maggio tornerà a Catania il Chorus per 12 mesi in prestito a Lentini con un'eccezionale esposizione presso la sala dedicata della Pinacoteca Santa Chiara. Restiamo a Catania, dove torna anche quest'anno la caccia alle uova di Pasqua, centinaia di bambini in festa nel giardino Bellini. Emanuela Corsi. Via, buona caccia alle uova! Andiamo a cercare! La Villa Bellini di Catania torna protagonista per il 3° anno della caccia alle uova di Pasqua, un appuntamento tradizionale per i più piccoli da condividere con i loro accompagnatori. Una competizione, lascia il tempo che trovi, perché per giocare siamo qua. Stiamo cercando un uovo d'oro. Oltre 10.000 le coloratissime uova nascoste tra le siepi e i sentieri verdi del giardino Bellini. Quante uova abbiamo trovato? Ma sono tante o poche? Tante. Come ti chiami? Osea. E quanti anni hai? 2. L'anno scorso ne avevo trovate solo 4. Quest'anno è andato. 3 ne avevo trovate. Quest'anno ti sei preparato bene. Guarda quante ne hai. Sì. Vuoi trovare anche quello d'oro? Sì. 3, 4. Boh. E quello d'oro l'abbiamo trovato? Ancora no. Tra le migliaia di uova il più ambito era l'uovo d'oro, che è stato conquistato da questa piccola partecipante e che si è trasformato in un vero uovo di cioccolato del peso di 3 kg. La caccia alle uova deve essere appunto un momento di amicizia, di inclusione. Amicizia perché poi i bambini non solo vengono con i genitori, ma incontrano anche altri bimbi, e cercare le uova gli permette anche di socializzare e di fare appunto amicizia con gli altri. Non solo divertimento, ma anche beneficenza e solidarietà. Quest'anno abbiamo voluto dedicare la 3ª edizione ai bambini che non sono qui, quindi che sono in ospedale, in particolar modo l'ospedale Garibaldi di Nesima, e abbiamo creato il Curioso Uovo, che è un uovo di cioccolato. Chi lo acquista ovviamente contribuirà all'acquisto, quello che ovviamente ricaveremo, l'acquisto di attrezzature o giochi, saranno loro a dirlo, e quindi dare qualcosa anche ai bambini e alle famiglie che non sono presenti oggi. Tra i ragazzi che hanno guidato i bimbi nella caccia, anche i soci dell'associazione Futuro 21, giovani adulti con sindrome di Down che per un giorno hanno vestito i panni di animatori. Una breve pausa, poi a Catania, dove è stato riconsegnato il boschetto della Playa, riqualificato. Catania ha consegnato oggi il boschetto della Playa, ripristinati i giochi d'acqua del laghetto e allestiti tavoli da picnic. Sentiamo Marco Carli. Anche le tartarughe a godersi il sole del boschetto della Playa insieme agli amanti dello yoga e ai bambini che sfruttano i nuovi giochi inclusivi installati in una parte apposita dell'area di 28 ettari riqualificata dall'amministrazione comunale. C'è un'ulteriore piccola nostra gemma che sarà fruibile dai nostri concittadini. Cura del verde, alcune potature che erano divenute essenziali e soprattutto abbiamo integrato con gli arredi. Adesso abbiamo tanti tavoli da picnic, almeno una trentina, tutti inclusivi. Abbiamo integrato il parco giochi con giochi inclusivi, le panchine durante tutto il percorso del boschetto, abbiamo ripristinato il laghetto artificiale e infine i cestini, i portarifiuti che prevedono appunto la raccolta differenziata.
differenziata. Un bene che adesso va ovviamente preservato. Quello dipende solamente da noi cittadini, nel senso che ci vuole una diversa consapevolezza rispetto all'utilizzo del bene pubblico. Il nuovo boschetto negli anni salvaguardato anche dal Corpo Forestale, soprattutto dopo il vasto incendio del 2019, piace alla gente. Qua siamo col cagnolino, ci prendiamo un po' di sole. Un posto bellissimo e rivalutato il boschetto. Sì, molto meglio, sì, certo, ci sono più giochi, mancano i bagni, però già è molto meglio, ci sono anche sedie molto di più. Bagni chimici, fa sapere l'amministrazione, saranno allestiti già dal giorno di Pasqua e nelle successive festività e domeniche. E a Pasquetta il boschetto sarà invaso dai catanesi. Non so se forse l'unica cosa che manca è l'eliminacode, Massimo, perché qua ci sarà l'inferno, penso lunedì, tempo permettendo, devo dire. Al Teatro Stabile di Catania è inaugurata la mostra dedicata a Giuseppe Fava. Sono un uomo di teatro fino al 29 di aprile. Orazio Longo. Teatro e giornalismo, due volti della stessa medaglia nella vita di Giuseppe Fava, scrittore, giornalista, drammaturgo, sceneggiatore, ucciso dalla mafia a Catania il 5 gennaio del 1984. Il Teatro Stabile adesso gli dedica una mostra dal titolo Sono un uomo di teatro, con bozzetti, videointerviste, locandine, opere, foto conservate nell'archivio del teatro e della Fondazione Fava. Un omaggio al suo lavoro, alla sua attività di drammaturgo, di giornalista, di scrittore, che hanno contribuito e favoriscono ancora oggi a sviluppare il pensiero critico nelle giovani generazioni contro un modo di pensare, di essere mafioso. L'esposizione è il patrocinio della Presidenza dell'Assemblea regionale siciliana ed è realizzata in collaborazione con la Fondazione Giuseppe Fava, curata da Pier Lorenzo Randazzo. È proprio una sua intervista di Giuseppe Fava che dichiarava che sono un uomo di teatro in quanto sono un uomo di giornalista e sono un certo tipo di giornalista in quanto sono un uomo di teatro. Come abbiamo più volte sottolineato, le attività artistiche di una personalità di Fava non possono essere separate. Una mostra in occasione del centenario della nascita di Fava. E oggi per noi è bellissimo essere dentro il teatro a ricordarlo in mezzo ai reperti dell'archivio della Fondazione, ai reperti del Teatro Stabile e non solo fuori il 5 gennaio davanti alla lapide appunto in cui è stato ucciso. Ci fermiamo, una breve pausa, poi il calcio con il Catania da lunedì già concentrato per la sfida di Potenza, ma non solo, anche ci occuperemo di Messina e Trapani.